Beh, credo sia stata una bella serata, meravigliosa, non bella, musica stupenda. Robert Schumann, Luigi Boccherini ci hanno accompagnato in un sogno fatto in musica. Bene, grazie. L'appuntamento è per la settimana prossima, il 5, sabato 5, saremo in presenza, ritorniamo in presenza grazie alla concessione e al piacere che ha avuto l'amministrazione comunale di Villorba, il sindaco Francesco Soligo e l'assessore alla cultura Eleonora Rosso in prima persona, che hanno voluto incontrare anche il loro pubblico, i loro compaesani. Da 7 anni stanno facendo davvero un gran bel lavoro per la cultura. Un esempio un po' per tutti. Permettetemi di ringraziarli e di ringraziare voi. E mi raccomando, pare che ci siamo, speriamo. Teniamo duro, ricordiamoci, non dimentichiamoci mai di andare a fare la spesa nei nostri negozi di prossimità, che sono tra l'altro quelli che a volte ci portano a casa la spesa, una comodità unica. Prodotti della nostra terra, nei negozi acquistate lavoro dei nostri dipendenti, aiutiamo la nostra economia, aiutiamo chi crede nel lavoro e crede nel risparmio. Bene, ho detto tutto, grazie e alla prossima. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Ben ritrovata all'architetto Maria Cristina Scalet, direttrice del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Architetto, in questa puntata vedremo un po' il clou, possiamo dire, uno degli argomenti principali legati alla Grande Guerra, cioè come si combatteva, qual era anche un po' la vita dei soldati. Certamente, la nostra appassionata dottoressa Marta Covre ci parlerà in questo caso di un argomento molto consueto, ma anche qui si troveranno delle curiosità, perché i modi di combattere durante la Grande Guerra vanno dalle modalità più antiche, come l'uso di pugnali e baionette, fino alle armi più moderne e contemporanee, che poi avranno degli sviluppi ovviamente e purtroppo anche nel futuro durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi buon ascolto a questa particolare puntata. Stiamo parlando nelle puntate di questo nostro ciclo dedicato al Polo Museale di Vittorio Veneto e alla Grande Guerra di vari aspetti di questo conflitto, e non potevamo perciò trascurare uno degli elementi centrali, anche se purtroppo tragici, vale a dire i combattimenti, che sono il fatto che caratterizzava la vita, l'esistenza
presenza dei soldati e delle truppe al fronte e poi di conseguenza poi su tutta l'organizzazione delle retrovie. Ecco, combattimenti atroci in questa grande guerra. Marta Covre, allora appunto questa prima guerra mondiale è una guerra peraltro particolare che fin quasi da subito assume delle caratteristiche diverse da tutti i conflitti che fino allora erano avvenuti. Sì, esatto, con la prima guerra mondiale cambia proprio il modo di affrontare la battaglia e di condurre la guerra. Infatti non ci si scontra più in campo aperto direttamente, non c'è più lo scontro tra i due schieramenti opposti. Ci si ritrova a combattere nelle trincee, in questi fossati scavati nel terreno, contrapposti con in mezzo la terra di nessuno, che poteva essere estesa per pochi metri come per chilometri. Quindi con l'avanzare dei mesi di guerra si cercano nuove armi per poter sbloccare questa situazione di stallo, ovviamente. Quella che veniva definita appunto una guerra di posizione, esatto. Che tra l'altro gli stessi comandi non prevedevano, poi a un certo punto, sappiamo un po' tutti, insomma ne vediamo le tracce anche sulle nostre montagne, lungo il Piave, sono state recuperate anche proprio in occasione del centenario queste trincee, e quindi a un certo punto lo scontro, per così dire, si blocca, si fossilizza, come diceva Marta Covre, tra due eserciti contrapposti che si fronteggiano, e l'obiettivo dei comandi è quello in qualche modo di appunto sbloccare questo stallo che alle volte dura per mesi, per anni persino. Sì, esatto, questo stallo sembra infinito, e quindi nel tentativo di sbloccarlo si introducono nuove armi, come ad esempio i gas tossici. Ce ne sono di diversi tipi, ce ne sono di starnutenti o lacrimogeni, che sono un po' quelli più innocui, possiamo dire, con gli effetti più limitati, e poi man mano se ne sviluppano di sempre peggiori, con effetti sempre maggiori, fino ad arrivare a quelli proprio letali. Il primo utilizzo dei gas tossici, contrariamente a quanto si crede, fu da parte dell'esercito francese nell'autunno del 1914, ma fu quasi un caso, una cosa imprevista, non era stata calcolata e non fu sviluppata ulteriormente, cosa che invece fece l'esercito tedesco, che visti gli effetti del gas lacrimogeno che era stato usato in quell'occasione, pensarono di sviluppare ulteriormente questa tecnologia. E il punto massimo di sviluppo ci fu il 22 maggio del 1915, quando ci fu la seconda battaglia di Ypres in Belgio, in cui i tedeschi usarono per la prima volta l'iprite, questo gas letale composto di cloro e zolfo, che appunto aprì un varco nelle linee francesi, uccidendo sul colpo circa 5.000 soldati. Ma i tedeschi stessi non erano preparati a un successo del genere, quindi non riuscirono a sfruttare questa temporanea superiorità, e diedero in qualche modo il tempo agli eserciti alleati di riorganizzarsi, insomma. Di tappare questa falla, possiamo dirlo, perché poi appunto dicevamo gas per sterminare le truppe avversarie e quindi rompere la resistenza di queste linee, ma poi c'erano forse quelli che conosciamo tutti anche nell'epica proprio della Grande Guerra, gli assalti, no? Le truppe a un certo punto uscivano dalla trincea e andavano alla conquista del fronte avversario. Ho sentito tante volte l'assalto alla baionetta, ma poi c'erano tante armi, alcune quasi, oggi ci viene da pensare, quasi medievali, insomma. Sì, esatto, strettamente legati appunto ai gas tossici ci sono le mazze ferrate, di origine appunto molto antica, anche precedenti al Medioevo persino, che inizialmente venivano usate addirittura dagli stessi compagni dei soldati colpiti dai gas, per dare loro il colpo di grazia, per alleviare le loro sofferenze, e in modo un po' utilitaristico per non sprecare munizioni. Si utilizzava questo sistema che sembra barbaro, che è barbaro, per appunto raggiungere l'obiettivo senza sprecare preziose munizioni. Ma ovviamente queste armi erano usate anche durante gli attacchi. Infatti dopo il lancio dei gas, una volta disperso l'effetto diciamo più immediato, e i soldati nemici dotati di maschere antigas per proteggersi dai residui andavano all'attacco, come è successo effettivamente a Caporetto,
una cosa che riguarda l'Italia, un attacco ai gas che riguarda proprio l'Italia. Infatti nell'ottobre del 1917 nella conca di Plezzo vennero lanciati circa 2000 proiettili al fosgene, che era un altro tipo di gas composto da ossido di carbonio, anch'esso letale, e che riportò un grande successo per i tedeschi, che appunto riuscirono a sfondare la linea italiana e, come sappiamo, poi a invadere il territorio italiano fino al Piave. Sì, deve essere anche delle scene davvero raccapriccianti, insomma, di queste trincee con questi gas che aleggiavano, questi cadaveri, appunto questi assalti per riuscire a sfondare le linee. E la guerra, come sempre, però è anche fonte di innovazione tecnologica, e proprio nella prima guerra mondiale viene, per così dire, usata su larga scala, utilizzata su larga scala, possiamo dire un'invenzione avvenuta pochi anni prima, l'aereo. Nella Grande Guerra debutta l'aviazione militare, proprio muove i suoi primi passi. Sì, esatto. Negli anni precedenti al primo conflitto mondiale c'erano già stati degli esperimenti con l'aviazione. Ad esempio l'Italia, nella guerra italo-turca, aveva già utilizzato l'aviazione, però a scopi diciamo di osservazione, non di attacco. Ed effettivamente questo valse anche per i primi anni di guerra. Si usava l'aviazione come supporto all'artiglieria per fornire informazioni precise sui dettagli. Infatti gli aviatori e gli osservatori proprio che salivano sugli aerei erano dotati di macchine fotografiche per scattare fotografie delle linee nemiche, oppure le macchine venivano attaccate sotto la carlinga dell'aereo in modo da poter riprendere verticalmente lo sviluppo delle linee difensive nemiche. Appunto per fornire un supporto all'artiglieria. Solo successivamente si pensò di utilizzare gli aerei come mezzo di bombardamento o anche per intraprendere duelli aerei con gli osservatori nemici. Il Museo della Battaglia conserva numerosi reperti legati all'aviazione, numerose parti di aerei, sia italiani che austro-ungarici, e una particolarità è la placca dello Spad 13 del maggiore Baracca, la placca a cui si agganciavano le cinture di sicurezza del pilota, che venne recuperata sul Montello all'indomani della sua caduta nel giugno del 1918. Sì, perché poi questo è il periodo degli assi dell'aviazione. Appunto abbiamo citato Francesco Baracca, ce n'erano molti altri, con questi combattimenti che forse, appunto, a differenza delle atrocità della trincea, conservavano ancora un loro codice cavalleresco in qualche modo, no? Del resto anche, appunto, i protagonisti erano spesso nobili, ufficiali, ovviamente piloti. Insomma, l'aviazione era un'arma d'élite in tutti i sensi. Sì, esatto. C'era ancora una concezione proprio di duello ottocentesco quando si parlava di aviazione, lo scontro tra due eroi dell'aria. Infatti quando un pilota veniva abbattuto gli avversari tributavano gli onori militari al momento della sepoltura, proprio per rendere onore al coraggio, alle imprese eroiche proprio di questi aviatori. Accompagnati poi anche da una grande fama, appunto, come i cavalieri veri e propri. Il Museo della Battaglia naturalmente conserva parecchi reperti, soprattutto anche riguardo alle armi, da quelle più comuni ad alcune molto curiose, molto particolari. Sì, esatto, al Museo della Battaglia è presente un oggetto particolare, una valvola del meccanismo lanciasiluri di un sommergibile austro-ungarico, l'U-20, affondato a largo di Caorle. I sommergibili sono un'altra delle innovazioni, dei grandi sviluppi, direi, della Grande Guerra, in particolare grazie alla Germania. La Germania è stata un po' il pioniere sempre di questi sviluppi. E fin dal 1915 la Germania infatti inizia una guerra sottomarina indiscriminata, che verrà poi dichiarata ufficialmente solo nel 17, ma già dai primissimi mesi di guerra comincia ad affondare anche le navi civili che tentano di raggiungere la Francia, la Gran Bretagna. E in particolare è famoso l'episodio dell'affondamento del transatlantico Lusitania, che trasportava appunto civili,
tra i quali 123 americani, e questo fu proprio l'episodio che diede il via alla discussione negli Stati Uniti riguardo alla guerra, se entrare, con quali modalità, eccetera. Sì, perché noi quando ci riferiamo alla Grande Guerra pensiamo sempre appunto agli scontri via terra, o forse, come abbiamo parlato, accennato poco fa, ai duelli aerei, ma ci fu anche una guerra per mare e alle volte sotto il mare, e alcune testimonianze si trovano anche proprio al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Grazie intanto a Marta Covre per averci parlato delle tecniche di combattimento della Prima Guerra Mondiale. Grazie a voi. E grazie a tutti voi anche da parte mia per averci seguito fin qui. L'appuntamento è con la prossima puntata del nostro ciclo dedicato al polo museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Dopo il 1866 iniziò la diaspora della gente veneta verso i continenti d'oltreoceano. Ma chi e cosa cagionò la fuga dalla terra tanto amata? L'unitarismo italico si rivelò il paradiso del burocrate di Stato, a discapito della gente comune. Scrissero sull'Arena di Verona: il governo italiano, a confronto dell'Austria, ha 3 volte tanto di regolamenti, 3 volte tanto di personale di pubblica sicurezza, di carabinieri. C'è anche una dichiarazione di Rustov, Wilhelm Rustov, che era un prussiano, però aveva indossato la camicia rossa con Garibaldi. E quando gli hanno chiesto un commento su Custoza, dà una spiegazione che in qualche modo interessa anche l'Italia. La dichiarazione è precisamente questa: l'amministrazione non è il forte dell'esercito e non è il forte dell'Italia. Enorme, lui sottolinea, è il numero delle persone assunte, ma la quantità non si traduce in efficienza. Ora, questo 1866 chissà se vale anche oggi. In Italia, nota ancora Rustov, è gigantesca la quantità di persone che desiderano campare a spese dello Stato, ma senza restituirgli i servigi per cui percepiscono uno stipendio. L'amministrazione militare e sociale cade facilmente nella confusione e nel disordine. Cambiato qualcosa? Iniziò il calvario della gente veneta, segnato da un'esorbitante pressione fiscale, lunghissimi servizi militari obbligatori, fame, miseria, disperazione. Sotto il nuovo Stato italiano la tassazione divenne molto, ma molto più pesante nel Veneto da come era precedentemente. Altre semplici ragioni pratiche per avvalorare il tutto. Quando l'Italia divenne un paese unito, il governo fece fronte a consistenti spese per cercare di costruire nuove infrastrutture, come ad esempio le ferrovie per unire le diverse parti d'Italia. Inoltre, spese moltissimo per le armi e la flotta e spese enormi somme di denaro per reprimere coloro che ancora resistevano all'unità in questa parte d'Italia. La guerra del 1866 fu estremamente costosa, quindi quando il territorio veneto divenne parte del nuovo Stato italiano, divenne parte in realtà di uno Stato in bancarotta. Subito dopo l'annessione
Ecco il manifestarsi di episodi di dissenso nei confronti del nuovo regime, che comporta una grave crisi sociale dovuto all'inizio subito di un fortissimo aumento della tassazione, dello spirito anticattolico che il nuovo governo mette subito in campo, tanto è vero che avviene questo fenomeno, duplice fenomeno. Da un lato la popolazione veronese diserta, non partecipa assolutamente alle più importanti feste, diciamo così, che il nuovo Stato introduce, come quella del 2 giugno, che è la festa dello Statuto Albertino. A Verona e nei paesi dove viene celebrata la festa viene completamente disertata dalla popolazione, e dall'altro lato per reazione invece si partecipa in massa alle processioni cattoliche che caratterizzavano la vita, diciamo così, cultuale dei cittadini. Ad esempio la più importante è quella del Corpus Domini. La reazione da parte dei sabaudi è nel cercare di limitare il più possibile queste processioni, che ovviamente comprendono essere motivo di dissenso, addirittura sopprimendone alcune, sfruttando anche i pretesti i più così inventivi, come quello della diffusione del colera, per impedire la diffusione del colera, o addirittura sopprimendole d'ufficio, come una delle più importanti a Verona, che era la processione dedicata al copatrono San Pietro Martire. I fatti sono documentati da Federico Buzzini nella Battaglia del Corpus Domini. È il 20 giugno 1867, quando i borghesi di fede liberale, ex garibaldini e gruppi di massoni, tentano di bloccare la processione religiosa di Verona e poi l'assaltano, mentre prefetto, questore e carabinieri sono conniventi e restano inerti a guardare. Sono organizzate spedizioni punitive contro i fedeli, una carrozza a cavalli cerca di travolgere il corteo, l'officiante è scaraventato a terra, si spara sulla folla lasciando sul terreno parecchi morti e feriti, mentre altri facinorosi rovesciano da alcune finestre acqua e pece bollente. Si scatena la guerriglia urbana, i fedeli, in gran parte contadini veneti e cattolici, malmenano gli aggressori con le aste processionali. Per tutto il 1867 la campagna veronese è contraddistinta da una serie di insorgenze nei confronti, diciamo così, della nuova elite filosabauda. Quasi tutti i paesi più importanti del centro, della bassa pianura, Terrazzo, San Giovanni Lupatotto, Cerea, sono contraddistinte da questi atturpamenti di contadini, i quali vogliono, spesso al grido di viva l'Austria, viva la religione, abbasso i luterani, vogliono in qualche modo recuperare, diciamo così, una situazione che ormai però purtroppo è perduta. Gli austriaci dimostrarono di possedere un forte senso di buon governo, di diritti individuali, e cercarono di nutrire l'economia a beneficio della popolazione. L'idea di uno Stato veneto trattato alla stregua di una mucca da mungere per essere intensamente sfruttata è un'idea completamente sbagliata. Ciò è vero per Napoleone, ma non lo può essere per quanto concerne gli Asburgo. Non era il metodo utilizzato dagli austriaci. Non tenevano questo comportamento in nessuna parte del loro impero. Nel periodo post-unitario, il nostro contado compone varie filastrocche che denigravano l'Italia, l'occupante italiano e i Savoia. Cosa Marco comandava, se disnava e se senava. Coe cara libertà, sa disnà, no sa senà. Coe casa de Lorena, no se disna e no se sena. Viva a casa de Savoia, che ne fa patir na fame troia. Si diffuse l'endemico morbo della pellagra, un male che affliggeva la pianura padano-veneta con un'intensità mai vista. Questo flagello dei poveri pareva un contagio, ma era solo l'esito della denutrizione e della scarsità di igiene e cura personale, esiti del tracollo dell'economia agricola. Le insostenibili condizioni di vita introdotte dall'Italia unita inflissero il peggior castigo per i veneti. Lo Stato espropriava ogni bene di chi, privato di mezzi di sostentamento, non poteva soddisfare il fisco. La soluzione italiana fu la deportazione di massa. Agenzie a carattere speculativo spalleggiate dal governo svuotavano interi paesi, sindaco e parroco in testa, per mandarne gli abitanti a popolare i continenti lontani. Furono composti versi in Veneto pieni di dolore inconsolabile per le umiliazioni subite dal popolo e di odio per il nuovo Stato, avvertito come un padrone crudele, sordo, spietato. Dalla penna del veronese Berto Barbarani scorse la poesia più vivida.
Come in un quadro struggente, egli pennella l'agonia della nostra gente, stritolata dal Regno d'Italia, costretta a perdere tutto. Ecco il suo componimento, I va in Merica. Fulminati da un fraco de tempesta, l'erba dei pre parna a metà passia. L'usare viene dalla partia che non lassa i vlani mai depesta. E tutto quel che resta, confronto con la carestia, ogni paese ga e a sua agonia, e le famiglie un pelagroso a testa. Crepà la vacca che la dadea il formaggio, morta la donna a partorir una fiola, protestale cambiale dal nodaro una festa seradi in osteria. Con gran pugno battù sopra la tola, porca Italia, i biastema, andemo via. E se conta infra tutti in quanti sio, appena diese che può fare strapasso. Nel resto donne coi putini in brasso, e resto veci coi puteletti ad rio, ma star qua no se magna no pardio. Bisognerà pur far sto gran passo. Se l'inverno e ne capita col giasso, porino altri e ne fa un desio. Drento l'ottobre carghi de fagotti, dopo aver dito mal de tutti i siori, dopo aver fusiato 3-4 gotti, coi a testa sbarlota, imbriagata, i sedadu struconi intra de ori, e tontonando i giappa sulla strada. Una pulizia etnica chiamata emigrazione. Una cosa da sottolineare è il fatto che ci siano ancora 7 milioni di persone che parlano veneto, cosiddetto dialetto, e molte volte erroneamente denominato Talian, in Brasile. Ciò indica quanto vasto sia stato il numero di persone che lasciano questa parte d'Italia per cercare una vita nuova e migliore nel nuovo mondo. E credo che sia un fenomeno che non possiamo tralasciare, perché queste persone non lasciarono il Veneto per ricercare una brillante prospettiva di vita, ma bensì costrette a prendere questa decisione a causa dell'incredibile povertà nella quale si trovavano. E questa povertà ci porta direttamente all'unificazione. Beh, gli storici ne avranno da discutere. Perché è lampante che prima dell'unificazione non ci fosse stato alcun fenomeno di immigrazione. E penso sia ragionevole trarre chiare conclusioni da questo semplice fatto. Alla nostra regione spettò un triste primato, quello della più alta percentuale di emigranti, tra tutti i territori che in quel torno di anni ebbero la sventura di vegetare, all'ombra del tricolore.
Siamo nel pieno del centenario della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale, con quegli avvenimenti che un secolo fa coinvolsero proprio il nostro territorio, l'attuale provincia di Treviso, il Veneto, la disfatta di Caporetto, la battaglia di Arresto sul Piave, i combattimenti sul Monte Grappa, sul Montello e poi la controffensiva vittoriosa. I sacrifici dei soldati nelle trincee, ma anche le sofferenze della popolazione civile nell'Alta Marca occupata nel 1917 dagli austro-ungarici e nei paesi del resto della provincia diventati prima retrovia del fronte. Vogliamo raccontarvi questa pagina di storia, le sue conseguenze, attraverso il racconto di una delle prime e più importanti, più prestigiose strutture espositive dedicate a questi eventi, il Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Un racconto in 10 speciali che seguirà anche un progetto che il Polo Museale sta portando avanti con alcune giovani ricercatrici, alcune giovani volontarie nell'ambito del servizio civile nazionale. E ad illustrarci proprio questo progetto abbiamo con noi la direttrice del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, l'architetto Maria Cristina Scaletta. Buongiorno. Buongiorno. Allora, direttrice, abbiamo detto un progetto che unisce il Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto ai giovani. Certo, è stato un po' un tentativo vittorioso, per fortuna. Siamo stati classificati 12esimi nella regione del Veneto per un progetto culturale legato al servizio civile nazionale. Il bando è partito nel 2015 con la collaborazione della cooperativa Insieme si può e ovviamente l'ufficio del Comune di Vittorio Veneto, con l'assessore Barbara Denardi come capofila di questo progetto, per costruire un progetto legato al polo culturale, al polo museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto, che comprende non solo il territorio ma soprattutto le due grandi sedi museali del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto e un meno noto ma straordinario edificio, Palazzo Minucci De Carlo, che è una fondazione museale dove ci sono contenute non solo opere d'arte ma anche i ricordi di un eroe della Grande Guerra, una medaglia d'oro al valor militare di cui sentiremo parlare. Questo progetto è stato inviato per la classificazione al Servizio Civile Nazionale, appunto si è classificato 12esimo nella regione del Veneto e noi avevamo previsto la possibilità di avere al nostro servizio per un anno 3 volontari del servizio civile che sono stati selezionati, e abbiamo avuto veramente la fortuna di trovare 3 persone di grandissima volontà e qualità che stanno lavorando all'interno del museo con diverse tematiche, perché una parte è quella legata alla promozione del museo e la sua valorizzazione del polo museale attraverso la partnership appunto sia con la Fondazione Minucci sia con Radio Veneto 1, che ci dà gli spazi e ci concede la possibilità di promuovere il progetto. Poi c'è dietro le quinte in qualche modo anche un lavoro molto interessante e importante di catalogazione del ricchissimo patrimonio documentale e fotografico e testimoniale che è custodito all'interno del Museo della Battaglia e anche all'interno di Palazzo Minucci. Quindi un'opera di valorizzazione e anche di conservazione dei tanti materiali di cui il Museo della Battaglia e l'intero polo museale dispongono. Certamente, perché se una parte è esposta e quindi visibile al pubblico durante gli orari di apertura sia del museo che di Palazzo Minucci, tantissimo è il dietro le quinte, cioè quello che è custodito invece nei depositi, e la volontà del museo, del polo museale,
fondamentale è proprio quello di poterlo mettere a disposizione sia attraverso una riscoperta e una pubblicità attraverso questi canali, ma anche attraverso la loro scansione, digitalizzazione e pubblicazione sui siti istituzionali. Tra l'altro sono 3 ragazze, 3 giovani laureate, sono state selezionate per questo progetto e quindi poi anche una esperienza formativa per loro legata ai loro studi, al loro curriculum di studi. Esattamente, ovviamente nel bando avevamo messo delle caratteristiche formative che dovevano avere le persone selezionate, perché è un tipo di prodotto abbastanza specifico e particolare, e sono state selezionate queste 3 dottoresse, ciascuna in un ambito comunque legato sia al tema della conservazione dei beni culturali che della promozione turistica, quindi sono lauree specifiche di queste 3 dottoresse, sono la dottoressa Marta Covre, la dottoressa Martina Dorigo e la dottoressa Francesca Daros, che all'interno del museo, con un orario di 30 ore settimanali di frequentazione dell'ufficio del museo e di Palazzo Minucci, stanno lavorando sulle azioni che sono parte integrante appunto di questo progetto. Per loro è sicuramente un grande strumento formativo per un prossimo lavoro. E le conosceremo poi nel corso di questi nostri speciali, perché saranno proprio loro a raccontarci alcuni degli aspetti del polo museale, ma anche poi delle vicende che i musei vittoriesi presentano e illustrano al pubblico. Un'esperienza, direttrice Scaletta, che magari si potrebbe ripetere, proprio insomma sappiamo bene anche delle difficoltà delle amministrazioni locali e delle strutture che da loro dipendono, anche con il personale, quindi un progetto che si potrebbe rinnovare. Assolutamente, sarebbe auspicabile. Abbiamo provato anche con l'anno 2016 per il 2017 a costruire un progetto di questo tipo, sempre legato comunque al tema un po' più allargato sul territorio delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra, perché è un anno che vedrà veramente questo territorio come aggregatore di tantissime richieste di visita e di conoscenza di questa tematica, e come diceva lei, il tema delle carenze di personale, ma anche di possibilità di assumere nuovo personale, fanno sì che questi siano progetti interessantissimi. Tra l'altro noi utilizziamo anche il tema dell'alternanza scuola-lavoro, fatta invece in questo caso con le scuole superiori o con le università, per avere a disposizione personale giovane, che è fondamentale per questo tipo di attività, di questo tipo di lavoro, sia appunto a progetto la ricchezza di questi giovani che possono apportare è sempre per noi una grandissima risorsa. Certamente anche nuove idee, nuovi punti di vista e di visuale, anche in un tema insomma storico come quello della Grande Guerra. Peraltro il Museo della Battaglia e il Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto hanno svariate iniziative proprio legate al centenario. Insomma, questo non è l'unico progetto naturalmente che avete in cantiere. No, abbiamo fin da subito, dalla riapertura del museo, sentirete appunto che ha subito un importante intervento di restauro. Dalla riapertura ha proprio dato un programma non solo e non tanto importante di visita al museo stesso, dove abbiamo veramente una grandissima risposta delle scuole in particolare, ma anche parallelamente, visto che è stato restaurato e recuperato anche una grande aula affrescata all'interno del museo per convegni e conferenze legate al tema della Grande Guerra, abbiamo un ciclo di eventi che abbiamo calcolato l'anno scorso in una 50, quindi quasi uno alla settimana di media, di promozione del tema, della tematica, attraverso spettacoli, conferenze, presentazioni di libri, qualsiasi cosa che potesse declinare il tema della Grande Guerra.
E allora andiamo a conoscere un po' meglio, un po' più di dentro, il polo museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto e le sue ricchezze. Grazie intanto alla direttrice del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, l'architetto Maria Cristina Scaletta. Grazie. Cari ascoltatori, e dagli studi di Radio Veneto 1 abbiamo un ospite di grande valore. Andrea Vettoretti, chitarrista, compositore, e nel panorama, tra l'altro, non solo italiano ma europeo, anche nel mondo, ormai è un personaggio consolidato. Quindi un vero onore, caro Andrea Vettoretti, averti qui negli studi di Radio Veneto 1. So che ci porti delle notizie interessanti, non solo dall'Italia, ma soprattutto perché torni da una tournée fantastica addirittura a Londra, in tutta Europa, no? Sì, abbiamo svolto questo tour, Wonderland Tour, in Europa. Abbiamo fatto alcune tappe sia in Spagna, in Francia, in Inghilterra, come dicevi, a Londra. È stato bellissimo suonare al King's Place, quindi un auditorium molto importante a livello europeo, e poi siamo rientrati in Italia. Abbiamo suonato a Modena, a Torino, in alcune città italiane, per poi ritornare a Treviso, dove faremo questo primo concerto dell'anno proprio venerdì prossimo alle 20:30 all'Auditorium di Silea. Beh, quindi insomma il pubblico trevigiano ti aspetta poi tra l'altro le tue performance, insomma, e con dei grandi successi internazionali, quindi sicuramente sarà numeroso. E ci puoi un attimo spiegare questo concerto esattamente, poi che hai molti anche collaboratori. Tra l'altro ti presenti naturalmente come chitarrista, ormai di fama internazionale, ma anche come compositore, e tra l'altro mi sembra che questo è un tuo soggetto anche in qualche modo, no? Sì, parte tutto da quello che chiamiamo concept album, ovvero un'idea che parte da un libro, in questo caso, che è un libro di Lewis Carroll, che è un libro che magari l'autore non ce lo ricordiamo tutti, ma il libro sì, che è quello di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ed è un libro che tutti più o meno nell'infanzia abbiamo letto, ce lo siamo fatti leggere dai genitori, o abbiamo visto anche nelle rappresentazioni cinematografiche, come ad esempio quella più celebre di Tim Burton, Alice in Wonderland, o quella di Disney che appunto negli anni fu fatta negli anni 70, se non sbaglio. Certo. E da lì parte la storia musicale, cioè un riprendere attraverso la musica l'identità di tutti i personaggi, dal cappellaio matto fino ad arrivare alla regina rossa, la regina bianca, e attraverso un'identità diversa di Alice, cioè un'Alice adulta, un'Alice più underground, un'Alice che è chiusa nel mondo delle meraviglie da troppo tempo, e questo ha causato in qualche maniera una sua pazzia. Quindi è un'Alice diversa da quella che abbiamo nell'immaginario collettivo, e che chiacchiera con il gatto invisibile, ma anche con altri personaggi che magari invisibili non erano nella storia, ma che lo diventano nella testa di Alice, che in qualche maniera si interroga sull'universo e sulla sua identità di personaggio reale o irreale, quindi resta anche questo punto interrogativo. Beh, interessante, poi la fantasia che fa galoppare veramente nei mondi più fantastici, e Andrea Vettoretti ci riesci in pieno, perché sei un grande artista, quindi fai provare queste
emozioni così forti. No, poi tra l'altro qui devo dire che hai, ecco, questa tua produzione che è molto interessante, e vorrei anche far vedere non solo agli ascoltatori che ci ascoltano in via radiofonica, ma anche, pensiamo, anche in presenza visiva con il canale video, e che è appunto il tuo, tra l'altro un LP, quindi ritorniamo un po' ai vecchi tempi, assolutamente, Wonderland, non so, possiamo inquadrarlo, e anche il CD che hai prodotto. Certamente. E queste sono le musiche che in questo concerto che avverrà appunto venerdì. Sì, da qui parte tutto. L'idea del vinile naturalmente, come sappiamo adesso, c'è stato un grande ritorno al vinile, un po' per riprendersi anche il tempo dell'ascolto. Si unisce ovviamente a tutti i canali digitali che conosciamo molto bene, che possiamo trovare facilmente, ma anche per chi appunto vuole riprendersi, come dicevo, il tempo per ascoltare il disco, avere anche un oggetto a casa, un'identità diversa, un modo diverso di ascoltare la musica, che credo sia parallelo al digitale, non è che l'uno toglie l'altro. Io ascolto veramente con grande piacere il vinile, ma anche il digitale quotidianamente. E in questo concerto sono anche dei tuoi ci sono degli artisti? Ci sono degli artisti che io amo molto e con cui abbiamo fatto un percorso artistico importante. C'è Riviera Lazzari, è la mia violoncellista che ha suonato molto a lungo anche con Ludovico Einaudi, quindi è una grande esperienza internazionale. C'è Fabio Battistelli, un clarinettista che è docente al Conservatorio di Firenze. Abbiamo Max Trabucco alle percussioni, che arriva dal jazz, quindi ha dato anche un tocco diverso ad una tipologia di musica che poi alla fine io ho in qualche maniera incluso in un genere che ho chiamato New Classical World, e questo genere è il frutto di un'idea, se vuoi, che io ritengo abbastanza nuova, che include un nuovo modo di vedere la musica classica con un'identità world, ma quella nella quale nasce il world, cioè parte un po' da un'identità anticonformista, cioè l'idea di non essere incluso in nessun genere, ma attingere da tutti i generi in qualche maniera. Quindi è un'inclusione, non un'esclusione in questo senso, e nella mia musica cerco di farlo. Beh, fantastico, lei che Andrea Vettoretti proprio è un vulcano lì fuori, proprio lava vulcanica infinita, e energia veramente pura, anche perché sai, insomma, hai idee così proprio a profusione, che tra l'altro tu porti il mondo della chitarra classica appunto del futuro, lo proietti nel futuro. Tra l'altro mi dicevi che la tua chitarra hai anche inventato qualcosa di, cioè una novità, insomma. Sì, se vuoi spiegare un attimo. Sì, anche lì si parte sempre da un'idea tradizionale, dove cerchiamo di metterci dell'innovazione, e questa è una cosa che mi piace molto. Abbiamo infatti i limiti anche acustici, no, della chitarra. Assolutamente. E per ovviare a questa problematica, per poter suonare con strumenti, insomma, di una certa intensità acustica, e poterci esibire anche in situazioni esterne, quindi all'aperto piuttosto che in teatri molto grandi, abbiamo trovato con la tecnologia che fortunatamente a cui possiamo accedere oggi, un'amplificazione da inserire all'interno di uno strumento assolutamente tradizionale, che è uno strumento di liuteria che mi ha costruito il maestro Enzo Guido, che è qui nel Veneto, a Venezia, e attraverso un'amplificazione leggerissima, pesa qualche grammo, con una nuova tecnologia, un microfono americano di nuova concezione, abbiamo amplificato sostanzialmente uno strumento classico, mantenendo una qualità dello strumento, e quindi la sonorità che distingue, come sai, nel mondo della classica un artista. Quindi il problema era anche questo, no? Non solo avere uno strumento che si potesse amplificare, questo è semplice, ma avere uno strumento che amplificasse anche l'identità dell'artista. Andrea Vettoretti è veramente interessante, quindi potremo vedere, perché no, Andrea Vettoretti all'Arena di Verona.
Ma assolutamente no? si può impensabile per una fare. chitarra, perché sappiamo i limiti che ha questo strumento, no? Assolutamente. Questo è veramente una cosa interessante. Ecco, quindi dagli studi di Radio Veneto 1 una novità di Andrea Vettoretti, veramente uno scoop interessantissimo. Bene, per concludere, allora, tra l'altro, no, prima di chiudere, anzi, importantissimo, tu sei attivo anche nel campo anche della solidarietà, quindi usi anche in maniera positiva l'arte, la musica. Cerco di farlo questa notizia per quanto interessante sia che è uscita anche alla Repubblica, mi sembra. Sì, è uscito un po' ovunque la notizia di una campagna di cui io sono testimonial, di un'associazione, di un onlus anzi, che si chiama Dokita, che opera in 12 paesi nel mondo, e questa campagna si chiama Tutti Uguali ed si caratterizza per l'aiuto ai bambini disabili, e quindi è veramente una situazione che io sto portando avanti da alcuni anni, in questo caso sulla disabilità dei bambini, ma anche sull'educazione musicale, che ovviamente mi sta molto a cuore. Quindi abbiamo 2 progetti. Il primo si chiama Music Care, che è basato appunto sul far studiare i bambini che non potrebbero farlo altrimenti, e quindi diciamo anche fargli vivere un sogno che noi magari facciamo quotidianamente, fare ai nostri figli, ai nostri bambini, ma che in altri paesi non è possibile, e quello ovviamente più delicato, importantissimo, della disabilità dei bambini, e l'aiuto per questi bimbi, che è fondamentale. Si può fare un piccolissimo gesto, un SMS. Diamo di fatti il numero. Diamo il numero, chi fa il numero 45582 è un numero che possiamo fare con un qualsiasi telefono, e ci saranno appunto addebitati un paio di euro che andranno a beneficio di questa onlus, che è serissima e su cui metto la faccia, perché sono andato a visitare dove appunto operano questi favolosi addetti di Dokita. Bene, complimenti. Bravissimo. Andrea Vettoretti, è un onore averti qui, ci hai portato veramente delle notizie di grande rilievo e importante. Ti aspettiamo ancora presto per ulteriori, perché penso Molto che tu volentieri. non ti fermi, seriamente non ti fermi, quindi porti il messaggio anche della musica. C'è un artista nostrano, trevigiano, che sta portando e fa onore in tutto il mondo, e quindi diamo ancora un attimo l'annuncio del concerto. Certamente, ci vediamo venerdì 18 gennaio alle ore 20:30 all'Auditorium di Silea. Noi saremo lì con Wonderland e vi aspettiamo. E concludo anche dicendo che stiamo anche in sottofondo ascoltando la musica di Andrea Vettoretti, che sono tue composizioni. Vedo qui sono 12 brani che hai scritto 12 tu. brani Originali, quindi ecco, le ascolterete qualche pezzo. Naturalmente, se poi andate al concerto venerdì, sentirete dal vivo la produzione di Andrea Vettoretti. Bene, grazie ancora Andrea di essere stato qui negli studi di Radio Veneto 1. Grazie a voi. È un onore, e ci sentiamo presto con altre notizie importanti. Assolutamente. Grazie ancora a tutti. Vi ringrazio per essere qua alla serata organizzata e voluta da Raíso Veneto e dal Comitato 1866. Questa sarà una serata prettamente culturale e storica. Vogliamo cercare di fare un po' di chiarezza su una pagina di storia molto importante, determinante per noi veneti, che è appunto l'annessione del Veneto all'Italia, avvenuta nel 1866 grazie a un referendum. Le popolazioni al tempo erano state chiamate a votare se volevano o meno essere annessi all'Italia. Questa è una cosa che è avvenuta in modo alquanto strano, e questa sera appunto cercheremo di fare un po' di luce, fare un po' di chiarezza. Ilaria la chiama Operazione Verità. Appunto, noi cerchiamo di fare verità, di dirvi quello che è realmente successo in quell'anno. Quindi questa sera abbiamo 4 relatori importantissimi per questo tema. Il primo a parlare sarà Ettore Beggiato,
Ettore ha fatto notevoli ricerche storiche, ha scritto molti libri sul tema e è uno dei principali conoscenti della materia su quello che è successo in quel tempo. Quindi lascio la parola a lui, vi ringrazio ancora, vi auguro una buona serata e spero vi piacerà. Sì, buonasera a tutti e un grazie veramente di cuore agli amici di Raíces Venete e in particolare all'amico Mattia per l'organizzazione di questa serata. Mi torno sempre volentieri a Rovigo, mi arrivo dalla provincia di Vicenza, forse si capisce. E questa è una sede assolutamente prestigiosa. Permettimi, proprio perché mi credo di aver parlato in questa sede forse la prima volta negli anni 80, anzi sicuramente negli anni 80, e assieme a me che c'era un grandissimo personaggio, che c'era il professor Flaminio De Poli, che penso tanti di voi altri conosceva e stimava, una figura veramente straordinaria, quindi ecco, mi vorrei iniziare questa serata ricordando questa figura del professore Flaminio De Poli, perché le sta veramente un precursore per certi aspetti. I suoi libri, ricordo i suoi monumenti Il Veneto, i Veneti e via da Roma, nei quali noi altri giovani appassionati di storia e di cultura veneta sta il nostro prezioso riferimento, quindi un grazie veramente al professore Flaminio De Poli. Il tema di stasera è sicuramente molto interessante, vedevo di affrontarlo partendo un po' dal contesto storico col quale si arriva al plebiscito del 21-22 ottobre 1866. Siamo naturalmente nel 1866, terza guerra di indipendenza, viene scatenata dai Savoia, alleati della Prussia in funzione anti-austriaca, anti-asburgica. Con la seconda guerra di indipendenza in pratica c'era stata annessa al regno di Sardegna tutta la Lombardia ad eccezione di Mantova, e quindi i Savoia e Cavour, che nel frattempo Vittorio Emanuele c'era diventato Vittorio Emanuele II re d'Italia, perché nel 1861 nasce il 17 marzo il Regno d'Italia. E già su questo permettimi una piccola sottolineatura, perché sicuramente qualcuno dice ma come stanno, se dovrei ricordare i 150 anni dell'annessione del Veneto d'Italia, ma l'Italia non c'era stata fatta nel 1861. Certo che sì, però non c'era stata fatta coinvolgendo i Veneti, quindi l'unità d'Italia è stata fatta non nel nostro nome. E quando in occasione del 150° anniversario è stato fatto tutte quelle manifestazioni sui quali sarebbe interessante sapere quanti soldi che sono stati spesi nel 2011, fondamentalmente c'è un falso storico, o meglio, è assolutamente un falso storico, perché nel 1861 nasce il Regno d'Italia, però i Veneti non c'è, e non c'è neanche tanta altra brava gente, non c'è i Trentini, non c'è i Tirolesi. Mancava perfino Roma, pensiamo un po'. Nel 1861 Roma non fa parte del Regno d'Italia. Però ha cercato disperatamente di farmi credere che nel 2011 ci sono stati 150 anni di unità. Non nel nostro nome. Il Veneto entra nel 1866. Dicevo allora, Savoia e Prussia fa questa alleanza in funzione anti-austriaca, se arriva alla guerra, e l'Austria si è costretta a mantenere due fronti, quello nord con la Prussia e quello sud con l'Italia, e quindi si arriva alla prima battaglia costosa il 24 giugno 1886.
L'esercito affronta questa battaglia molto baldanzoso e sicuro di sé, perché c'era una schiacciante superiorità sia come mezzi che come uomini. Fatto sta la classica rivalità, un po' di incapacità e tutto il resto, fatto sta che però l'Italia subisce una prima sconfitta. A Custozza, nonostante il pronostico a favore, l'Italia viene pesantemente sconfitta dall'esercito asburgico. Nel frattempo però, il 3 luglio 1866, che è la battaglia che è decisiva per le sorti complessive della guerra. Cioè a Sadowa se affronta l'esercito prussiano e l'esercito austriaco. L'esercito prussiano sbaraglia letteralmente l'esercito austriaco, e quindi l'Austria, con i prussiani quasi che sta per arrivare quasi a Vienna, chiede l'armistizio. Savoia si rifiuta di sentarsi attorno a una tavola subito dopo la sconfitta di Custozza, perché dice non avevo carte sufficienti da giocare, e allora tenta disperatamente la rivincita per mare, anche qua convintissimi che sia poco più che una passeggiata, sia perché l'Austria non aveva mai avuto grandi tradizioni a livello navale, sia perché il giovane Regno d'Italia che aveva investito moltissimo sulla marina. La marina che era la fusione delle preesistenti marine, quindi marina sarda e marina siciliana soprattutto. Noi fa i conti quando chi sta preparando con un personaggio che si chiama Persano a capo della marina tricolore, che è quasi è vero che l'Austria non ha grandi tradizioni marinaresche, ma però dopo il 1797 e dopo la caduta di Napoleone, in pratica quello che restava della marina della Veneta Serenissima Repubblica già era passato sotto l'Austria. Prova ne sia che fino al 1848 la denominazione ufficiale della marina austriaca è Imperial Regia Veneta Marina, che addirittura gli austriaci riconosce questo concetto, perché il Veneto già era la lingua ufficiale a bordo, perché veneti, istriani e dalmati già era la stragrande maggioranza dei marinai, e perché l'aria, il sentimento che si respirava già era della Serenissima. L'Austria addirittura in alcune battaglie usa anche la bandiera con il leone di San Marco. Quindi si arriva al 20 luglio a Lissa e praticamente gli italiani sono ancora una volta convinti di fare una passeggiata, e invece viene clamorosamente sconfitti dalla marina, quella marina che tanti storici ancora adesso chiama Austro-Veneta. La tradizione dice che alla fine della battaglia i marinai buttano per aria il cappello, dice viva San Marco, e il telegramma del Tegethoff che manda a Vienna è emblematico di questa battaglia, perché dice uomini di ferro su navi di legno hanno sconfitto uomini di legno su navi di ferro, perché questa è la fotografia della battaglia. Gli uomini di ferro naturalmente erano veneti, istriani e dalmati, e anche i vostri fradei, perché sul mio libro che ho stampato su Lissa, l'ultima vittoria della Serenissima, nella quale ripropongo, perché sui miei libri scrivo relativamente poco, però ripropongo testi inattaccabili, cioè puoi contestarmi l'impostazione di questo libro. Difatti qualche prestigioso giornalista italiano come Gian Antonio Stella mi ha bacchettato abbastanza pesantemente, però sicuramente non puoi contestarmi l'elenco delle medaglie d'oro e d'argento di quella battaglia. Allora sull'elenco delle medaglie d'argento, per esempio, senza andare tanto distante, mi trovo, medaglia d'argento di prima classe, mi trovo un certo Paolo Pregnolato di Loreo, che tutti voi altri sapete cosa immagino, Gaetano Ravagnan di Donada, Pregnolato Domenico di Contarina, e diversi altri, oltre naturalmente alla grande maggioranza di
c'era Ciosotti, da Pietrina, eccetera, eccetera. Però che c'era diversi che prende la medaglia d'argento fra dei vostri, Fiori del Polese. Ecco, sarebbe interessante ricordare ai democratici, che ricorda tanto i protagonisti di tutte le guerre combattute sotto i Savoia, che non esiste Veneti di Serie A e Veneti di Serie B. Non esiste i Veneti di Serie A che va a ricordare solo perché combatteva con i Savoia, e i Veneti di Serie B che va letteralmente a sventegare in una maniera indecente solo perché combatteva con l'imperatore d'Austria. Perché questi che prende le medaglie vuol dire che ha onorato il suo ruolo, e ora questa gente qua va a ricordare come tutti gli altri, questi veneti che, ripeto, hanno onorato la sua divisa. Comunque torniamo alla terza guerra d'indipendenza. Dopo la battaglia di Lissa, che è un po' la scaramuccia di Bezzecca, che anche qua la propaganda italiana dipinge come una grande vittoria, invece fondamentalmente è una scaramuccia che se puoi considerarla un pareggio fra gli italiani e gli austriaci. E comunque l'Austria continua a chiedere, e anche la Francia, che faceva da garante, continua a chiedere la pace, e quindi si arriva alla pace il 3 ottobre 1866. E questo è un altro passaggio, o forse il passaggio più importante e assolutamente centrale della questione. Vi dico un altro fatterello, perché al momento delle trattative, ai quali partecipa anche la Francia, l'imperatore dei francesi, Napoleone III, si è piuttosto risentito nei confronti di Savoia, perché nonostante sia stata pestà sia a Gustosa che a Lissa, questi pretende di alzare la voce. E allora Napoleone III, rivolto ai cancellieri e ai diplomatici dell'epoca, dice: un'altra sconfitta e questi mi chiederanno Parigi, perché questo c'era il prestigio che aveva l'Italia nelle cancellerie dell'epoca, non che adesso sia tanto diverso, però è emblematico di questo. Comunque si arriva al trattato di pace fra Italia e Austria 3 ottobre 1866. L'Austria ammette di aver perso la guerra, perché l'ha perso, ripeto, che sta letteralmente distrutto l'esercito a Sadowa, però si rifiuta, giustamente per conto mio, di passare direttamente il Veneto ai Savoia, perché dice, in fin dei conti, abbiamo fatto due battaglie e abbiamo perso tutte e due, cosa vuoi io? E allora, come che prima che aveva fatto nel 59 con la Lombardia, tra l'altro, e allora passa il Veneto alla Francia, affinché la Francia funzioni da garante internazionale. E nel trattato di pace del 3 ottobre 1866 c'è scritto proprio questo passaggio centrale: sotto consenso delle popolazioni debitamente consultate, tra virgolette. Questo è quello che cita il trattato di pace. Quindi il Veneto si riappassa ai Savoia e al Regno d'Italia solo dopo e solo attraverso il consenso delle popolazioni debitamente consultate. La Francia diventa garante internazionale, la Francia deve fare il ruolo che ai giorni nostri fa l'ONU, i caschi blu. Sapete che quando dei territori contesi arriva i caschi blu, si arriva nel Kosovo, si arriva nel Montenegro, si arriva a Timor-Est, si arriva nel sud del Sudan, in modo che quando ripeto, territori contesi, giustamente per garantire la correttezza del voto, la partecipazione, che non vi sia brogli e tutto il resto, che vuoi un agente terzo, e questo, un garante, questo doveva essere la Francia. Infatti che se documenti e lettere del generale Lefebvre, plenipotenziario di Napoleone III, che da buon militare prende subito possesso di questo, però dopo una settimana e dopo 15 giorni, secondo il 3 ottobre, il che scrive sconsolato all'imperatore, a Napoleone III, dice: guarda che qua lui mi lascia fare
mestiere quando pretende il governo italiano addirittura di passare il plebiscito, eccetera, eccetera. Napoleone III vi dice, attento, più o meno, cerchiamo di farsi manco mai possibile e cavemmoci via, perché la Francia non aveva più interessi su questo punto, su questa parte dello scacchiere europeo. Lui che aveva già portato a casa sia Nizza che la Savoia e quindi non interessava più niente. Così si arriva, secondo quanto previsto dal plebiscito, dal trattato di pace del 3 ottobre 1866, si arriva alla convocazione del plebiscito. Questo è un manifesto, questa è una copia che vi ho trovato l'originale, che vi ho 2 o 3 dei diversi soggetti, con il quale vi dico che vi effettivamente convocare il plebiscito. Il plebiscito è fissato per i giorni 21 e 22 del corrente mese. Beh, vedi però una cosa, che praticamente se dice solo guarda Moretti che Gavida votare sì e basta, però qua non si è messo che c'è la possibilità di votare sì, di votare no, di attenervi, no? Siccome che le prossime elezioni dicesse viene convocato i comizi e guarda che Gavida votare tutti i parenti, no? Che si è votato distante, però eccolo qua, sì e basta in pratica. Questo è il manifesto ufficiale di convocazione. Ma non solo, cosa succede? Che il convegno viene sì convocato il 21 e il 22 ottobre, però su pressione soprattutto del governo italiano e del primo ministro Bettino Ricasoli, e in pratica il 19 ottobre, quindi 2 giorni prima del voto, in una camera dell'Hotel d'Europa lungo il Canal Grande, il Veneto passa, si trova generale Leboeuf, plenipotenziario della Francia, che in quel momento doveva tutelare il Veneto, si trova 3 notabili nominati dai Savoia, quindi immaginate che figure assolutamente terze che c'erano anche queste, e il Veneto passa in una camera d'albergo praticamente all'Italia e Savoia. Immagino che qualcuno potrà anche dire questo Gaio prove per dichiarare tutto questo. Beh, le prove le gase anche molto facili, sono riuscito a reperirle dopo anni di ricerche. Per esempio, questo è il dispaccio telegrafico col quale il commissario del Re per la provincia di Udine ha ricevuto il seguente dispaccio telegrafico. Venezia, 19 ottobre 1866, ore 10:20 antimeridiane. Cessione della Venezia compiuta, la bandiera reale italiana sventola dalle antenne di Piazza San Marco. Il generale Count di Ravel, plenipotenziario di Savoia. Udine AD 19 ottobre 1866. Questo si trova all'archivio del comune di Pordenone. Questa è una riproduzione. Ma ancora peggio, ancora meglio direi, dopo che aveva trovato questo, del tutto casualmente, perché lo avevo trovato su un libro di storia locale che si chiama Storia di San Michele al Tagliamento, un giorno mentre ero su internet mi sono imbattuto addirittura sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, datato venerdì 19 ottobre 1866, dal numero 288, nel quale viene riportato pari con le stesse parole questo dispaccio telegrafico. Quindi cessione della Venezia compiuta, la bandiera reale italiana sventola dalle antenne di Piazza San Marco. Se non vi fidate di me, voi altri quando questa sera andate a casa, accendi il vostro computer, adesso Google, e batti Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia 19 ottobre 1866 e vi viene fuori questa Gazzetta Ufficiale, e a pagina 3 che è il passaggio col quale tutti i trionfanti, eccolo qua, questa è la riproduzione che ho, in modo da essere, come al solito, cerco di essere sempre molto preciso. Questa è la Gazzetta Ufficiale, le 4 pagine della Gazzetta Ufficiale,
al Presidente dei Consigli dei Ministri è pervenuto oggi alle 10:03 antimeridiane il seguente dispaccio da Venezia, eccetera, eccetera. Il Presidente risponde, il governo del Re, adesso è scritto anche piccolo, comunque ringrazia e soprattutto ricorda il fatto che Venezia ritorna all'Italia. Quando che fosse stata Venezia all'Italia prima del 1866 c'è comunque un mistero per tutti noi altri. E quindi questo è il momento centrale. I Veneti va a votare il 21 e 22 ottobre quando che tutto già sta deciso. Questa è la truffa, perché il Veneto già passato 2 giorni prima, il venerdì 19, nelle mani dei Savoia. E queste sono le documentazioni ufficiali del passaggio. Se potrei far note per raccontarvi come che sta gestito il voto, perché schede di colore diverse, perché c'era 2 urne, una per il sì e una per il no, e uno doveva dichiarare le proprie generalità al momento del voto, e quindi c'era chiarissimo chi votava per il sì e chi votava per il no, e quindi il risultato del voto c'è il 99,99% del sì e lo 0,1% voti contrari, che anche questo è un altro dato importante, nel senso che oltre all'aspetto storico-culturale che c'è anche un altro tipo di rilievo da fare, che basta, se voi altri che chiedi anche a un Boccia che ha fatto solo qualche esame di statistica a Padova, vi conferma che su una votazione dove c'è circa 700.000 votanti è matematicamente impossibile che sia lo 0,01 che vota contro. Cioè se domani ne porta a votare, siamo contenti che vediamo 1.000 euro in più al mese, non viene raggiunto il 99,99%, perché che se Bastiano al contrario, che se quello che la col mondo, che se la qualità che va a votare si sbaglia, comunque è statisticamente provato che, ripeto, il 99,99% non esiste. Invece gli italiani con il plebiscito truccato, fasullo, si è riusciti a arrivare anche a questo. È interessante, per ritornare, vediamo se lo trovo, nella vostra città, in modo che sia sempre anche un aggancio, che nel 1903, perché naturalmente finito il plebiscito, spario tutte le testimonianze di questo voto. Evidentemente c'era la percezione che qualcosa di sporco già era stato fatto, e guardate che non è stato fatto solo nel Veneto, il Veneto è stato l'ultimo, e quindi tutta la macchina perversa di Savoia già era stata oliata e già era perfetta nel 66, ma già nel 1860 in Toscana mi ho trovato, proprio studiando in queste ultime settimane, che il giornale La Nazione, che è ancora oggi il giornale più venduto a Firenze in Toscana, distribuiva quel giornale le schede per il sì. Quindi immaginate quale parvenza il grande Tommaso di Lampedusa nel suo Gattopardo, che Tommaso di Lampedusa non è un pericoloso indipendentista veneto, vuol dire, no? Ma nel Gattopardo descrive le situazioni tragicomiche che si va a verificare nel plebiscito in Sicilia. E a donna fugata Ciccio Tumeo, mai me lo ricordo a memoria, a donna fugata Ciccio Tumeo disse: io eccellenza avevo votato no, e dopo dice: quei porci municipio mi trasformano il mio voto e dicono quello che vogliono loro. Questo è Sicilia e Toscana, dappertutto, insomma. Questa era la prassi dei Savoia. Però ecco, è interessante citare questo passaggio, perché riguarda lo storico Luigi Sutto della vostra città,
che nel 1903, quindi si passa neanche 40 anni dal plebiscito, lei incarica di costruire, di mettere in piedi il Museo del Risorgimento Carlo Alberto e però scrive testualmente: nelle mie ricerche e investigazioni ho potuto solamente conoscere i voti dei singoli comuni del Friuli. Nessun giornale del Veneto fece altrettanto, nemmeno la Gazzetta di Venezia, che neppure pubblicò i voti appartenenti alla provincia di Venezia. Ho voluto scrivere tutto ciò perché sarebbe interessante conoscere i voti del plebiscito dati nel 1867 a ciascun comune veneto, però da biasimare la nostra ignoranza e la nostra democrazia. È deplorevole che i comuni non conoscono i voti che essi hanno dato per il ritorno all'Italia. Ripeto, questo è uno storico del 1903, a riprova che c'è stato fatto volutamente sparire tutto, quindi è molto difficile trovare la documentazione solo adesso con tante ricerche, ma una documentazione in qualche modo alternativa, perché la storiografia ufficiale non che ne parla. Noi altri fermo un sondaggio nelle nostre scuole, quando che il Veneto si passa all'Italia e come che si passa all'Italia, mi sono convinto che A, vi dice che il Veneto è sempre stato italiano, quindi B, che deve passare nel 1861 naturalmente, e quei pochi che magari sa che deve passare nel 66, fa fatica a ricordare e avere le idee chiare su come che il Veneto si è passato. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione e viva San Marco. Uno degli scopi di Raíces Venete è proprio quello di fare luce sulla pagina di storia veneta, che troppo spesso nei libri di storia correnti non sono citati, non sono raccontati, non sono minimamente presi in considerazione. Eppure noi abbiamo quest'obbligo morale, quest'obbligo nei confronti dei veneti di far conoscere la loro storia, una storia gloriosa, una storia fatta di cose importantissime. Questa è una pagina che ci riguarda purtroppo nel suo finire della sua epoca gloriosa. Abbiamo visto i tocchi di democrazia di cui l'Italia è stata capace allora e più o meno abbiamo anche ben capito che non è che sia cambiata poi così tanto la faccenda. Ora andiamo appunto a trattare il tema delle conseguenze di questa unità d'Italia avvenuta in questo modo per i Veneti, vista dai Veneti, raccontato da Lorenzo Fogliata, avvocato del Foro di Venezia, estremo conoscitore della storia veneta. È un piacere presentarvelo. Disse Tegethoff ai suoi marinai: Messe Sieg von Lissa werden. Dobbiamo vincere la battaglia di Lissa. Lissa deve essere una vittoria. E questo, guardate, nonostante che, questo va sottolineato, le due flotte avessero una disparità spaventosa. Voglio ricordare alcuni dati. La flotta italiana a Lissa aveva 28 navi, delle quali 12 corazzate. Corazzate modernissime perché erano state acquistate dagli inglesi. Erano davvero l'ultimo ritrovato bellico, tant'è che montavano un cospicuo parco di artiglieria, cannoni modernissimi a canna rigata, mentre la flotta austriaca, che era costituita circa da 18 unità navali, non aveva le corazzate, anche se alcune navi di legno portavano una lieve corazza d'acciaio, ma non erano nate così e quindi non avevano la caratteristica di essere la corazzata in senso proprio, e avevano cannoni a canna liscia. Pensate che la flotta italiana era superiore almeno del 50% a quella austriaca, come tonnellaggio e come equipaggi. Le artiglierie italiane potevano sparare da 1000 metri di distanza.
più di 1 chilometro, colpendo il bersaglio con proiettili pesanti 1,5 quintali. I proiettili austriaci non pesavano più di 13 kg. I marinai sulle 2 flotte erano circa 16.000 uomini sulla flotta italiana e 7.492 sulla flotta austriaca. Tegetov sapeva tutto questo, era ben al corrente di questa situazione, tant'è che concepisce una strategia di battaglia fondata su 2 elementi, quelli tipici della organizzazione austriaca, quindi l'organizzazione e l'ordine della flotta, mette la sua flotta in linea e in modo molto ordinato, ma soprattutto il valore e la perizia nautica degli equipaggi, perché per condurre una flotta come la condusse Tegetov ovviamente è necessario avere piloti e marinai d'eccellenza. Nella flotta italiana c'è questo Persano, il quale, pensate un po', addirittura ha la brillante idea, proprio per salvare la propria persona, non per altre ragioni, di lasciare la Re d'Italia, che era l'ammiraglia della flotta, la abbandona in vista della flotta austriaca dopo aver deriso la flotta austriaca, perché si dice che abbia detto ai suoi secondi: ecco che arrivano i pescatori, ridendo, sapendo che aveva una grande superiorità tecnologica. Dopo aver deriso il nemico, lascia la Re d'Italia e, in mezzo allo smarrimento dei suoi ufficiali che non capiscono che cosa stia facendo, si cala sulla scialuppa e si mette al sicuro nelle retrovie della flotta all'interno di un incrociatore che era il più moderno in assoluto, chiamato l'Affondatore, l'ultimo ritrovato della tecnologia bellica navale. Però questo non viene segnalato adeguatamente, viene calato il pavese, gagliardetto, non so come chiamarlo tecnicamente, dell'ammiraglio, ma non viene sostituito da alcun altro segnale. Nell'affondatore, perché qua c'è l'aspetto comico della faccenda, nell'affondatore non c'è il segnale dell'ammiraglio, per cui non posso missarlo, c'è al massimo il segnale di viceammiraglio, peccato che viceammiraglio però sia un'altra persona. E quindi i comandanti della flotta italiana, alcuni anche di valore, guardano senza capire che cosa stia accadendo. Non guardano chiaramente l'affondatore per ricevere ordini, e se anche guardano l'affondatore lo guardano senza sapere cosa fare. La Re d'Italia, che era il fiore all'occhiello della flotta italiana, costata moltissimo, con i primi processi di corruzione e di peculato naturalmente sulla flotta, perché vi sono ufficiali e sottufficiali che si vendono anche le divise e tutte le derrate alimentari, la Re d'Italia viene abbandonata al proprio destino in una flotta che subito, in mancanza d'ordini, si sfilaccia, dopo che Persano, prima di abbandonare, dà l'ordine di metterla in linea di fila orizzontale rispetto all'avanzata della flotta austriaca. Quindi un disastro. Perché? Perché conta sulle artiglierie, ma senza ordini le artiglierie non fanno fuoco in tempo. Certo che se i cannoni italiani, con la differenza che vi ho detto di calibri, avessero potuto sparare e andare a segno entro il chilometro, probabilmente le sorti della battaglia sarebbero state molto diverse. Tegetov sa questo e lancia la sua flotta alla massima velocità possibile, perché conta sullo speronamento. Conta sullo speronamento, per fare lo speronamento ci vogliono, ripeto, marinai di altissima classe e di grande coraggio. Si dice che Tegetov, la tradizione dice, come ci ricorda Ettore, la tradizione ci ricorda che Tegetov, allevato presso il Collegio di Marina di Venezia, conosca perfettamente il Veneto, anche perché probabilmente non poteva dare ordini a marinai che parlavano esclusivamente di Veneto, non poteva dare ordini se non in Veneto, e si rivolge al suo pilota, il famoso Bianeo, al quale dice daghe dosso Nino che la sapemo, e prima gli chiede anche un'opinione, Nino che la femo, e Nino che risponde sì che la femo, Nino Ciosotto che la femo. La Re d'Italia viene speronata anche un'altra unità navale al secondo speronamento, perché prima viene speronata sulla poppa, cade e addirittura viene tranciata la parte della poppa, cade la bandiera e sarà proprio un veneziano dalmata a lanciarsi per prendere la preda della bandiera italiana su richiesta di Tegetov, e dopo viene speronata una seconda volta, questa volta al centro, si inclina, comincia subito ad affondare. Viene sottolineato da un cronista croato il valore dei marinai italiani, un po' la storia, no, degli eserciti italiani.
i comandi inesistenti e soldati di valore. Il valore dei marinai italiani, i quali scaricano fucileria sulla flotta austriaca fino proprio, si dice, quando hanno praticamente l'acqua alla gola. Si dice che l'ufficiale più alto in grado si punti la pistola alla tempia, non si capisce se si spara o si muore negato, fatto sta che muore con l'affondamento della nave. Morale della favola, la Re d'Italia affonda e appunto la tradizione dice che dalle marinerie austriache si leghi il grido viva San Marco. Una storia doppiamente, triplamente, quadruplamente ingloriosa, perché oltre agli aspetti che vi ho detto finora, che già insomma lasciano molto perplessi, come vi ha detto Beggiato, la battaglia è stata voluta dagli italiani a tutti i costi, nonostante l'Austria, dopo la sconfitta di Sadova, che correggimi Ettore se sbaglio, del 4 luglio, se non voglio, del 3 e 4 luglio, una battaglia talmente cruenta da lasciare sul campo qualcosa come 50.000 uomini. Dopo la battaglia di Sadova, l'Austria offre ufficialmente, queste non sono dicerie venetiste, sono documentali, offre ufficialmente all'Italia la cessione del Veneto, naturalmente con la mediazione francese. No, dicono loro, mai, non sia mai che noi accettiamo il Veneto dalla Francia, e quindi vogliono la riscossa di una guerra che avevano già perduto per terra, appunto a Custoza, la vogliono per mare. E questa è la storia bellica. Io mi ero incaricato con gli amici che mi hanno invitato, Giollo e Dalia, di spendere due parole però del prima più che del dopo. Credo che del dopo si occuperà l'amico Alberto. Cioè, cos'è il Veneto, le Venezie, come si chiamavano, come arrivano a questa situazione di cessione ingloriosa, chi siamo a quell'epoca. Fatemi fare un piccolo passo indietro, una veloce carrellata, anche se sono fatti, immagino, da molti di voi conosciuti. La Repubblica Veneta nel 1790 conta 2.800.000 abitanti circa, ha un tessuto imprenditoriale vivacissimo per l'epoca. Ecco, non ci stupiamo oggi se il Veneto ha 500.000 imprese, non c'è soluzione di continuità nel metodo, nella mentalità di queste genti. Per queste genti non intendo solo veneti in senso proprio come siamo abituati a ragionare con la regione Veneto, ma i veneti di allora, cioè anche bresciani e bergamaschi. Pensate che Brescia era la provincia più ricca dello Stato da terra, era quella che dava più introiti allo Stato Veneto. È una quindi regione d'Europa particolarmente florida, particolarmente piacevole, particolarmente bella, amena da vivere e ricca già all'epoca. Tutte balle quelle della decadenza, sapete? Non perché, attenzione, le balle sono sempre relative, no? Bisogna vedere a che punto di vista le si prende. Il concetto di decadenza è stato sfruttato moltissimo e in malafede finora da moltissimi storici, universitari, politici, non ne parliamo, cioè Venezia, perché bisogna creare l'idea che fosse ineluttabile destino lo sparire dalle pagine della storia. Questo è il punto. Non ha importanza il governo aristocratico. Separiamo, dico io invece, la questione, la vita del governo aristocratico da un popolo che in un modo o in un altro era vivo da 14 secoli in forma moderna, ma aveva una tradizione millenaria, perché ne parla Omero, no? Bene. Questo popolo si trova in questa forma ed è un popolo ancora ricco per l'epoca. Gli storici, Gullino riprende gli studi di Frederick Lane degli anni 70, l'americano che ha scritto una trilogia serissima sulla storia di Venezia, professore universitario negli Stati Uniti, che ha scritto Le navi di Venezia, Il mercante di Venezia, La storia di Venezia, 3 volumi. E lui ricorda, dati alla mano, che i traffici della Serenissima, l'anno della caduta, 1797, sono più o meno gli stessi di quando Tommaso Mocenigo, nella prima metà del 400, nel suo testamento ricorda il volume dei traffici della Repubblica Veneta e sconsiglia l'elezione di Francesco Foscari perché lo considera un guerrafondaio e che quindi, secondo lui, rischierà di portare lo Stato alla rovina con le sue guerre. Siamo nel periodo della massima espansione della Repubblica Veneta, della massima potenza. Questo cosa significa? I dati vanno analizzati. Certo non significa che la Repubblica Veneta del 1797 avesse lo stesso prestigio, la stessa potenza internazionale della metà del XV secolo, questo sarebbe folle affermarlo. Perché quindi c'è una diversità? Perché è cambiata la realtà europea attorno alla Serenissima.
La Serenissima è diventata una potenza di più limitati confini, di più limitata influenza, punto e basta. Ma è uno Stato florido, è uno Stato che sta bene. L'aristocrazia comincia a ritirarsi lentamente non dalla politica ma dalla mercatura, e come in tutta Europa, perché Venezia non faceva, scusate, quando parlo di Venezia naturalmente intendo lo Stato Veneto, quindi anche voi, i vostri confini, le vostre terre, non faceva eccezione, vede l'avanzata della borghesia, anche la borghesia ebraica, tutte queste balle sul ghetto di Venezia, balle nel senso che si parla del ghetto come fosse stata una violazione dei diritti umani e una carcerazione degli ebrei, sono veramente da sfatare. Calimani stesso nei suoi libri sul ghetto di Venezia dà atto di un sacco di cose diverse da quelle che vengono diffuse. Pensate che gli ebrei alla fine della Repubblica erano armatori di navi e avevano la licenza e il permesso di navigare con il padiglione veneto, lo chiamavano, cioè quello di San Marco. E moltissime navi erano per esempio dei Treves, quelli che poi faranno fortuna proprio in epoca napoleonica e così via. D'altronde, dicevamo prima con Ettore, non dimentichiamo che Daniele Manin è ebreo, è figlio di ebrei, quindi colui che volle la rivolta del 48-49 e che impose come grido viva San Marco contro l'opinione di tutti i suoi corrivoluzionari e che impose il nome di Repubblica di San Marco, e che il più grande storico della storia di Venezia, il più grande in assoluto, cioè non c'è discussione, i 10 volumi della storia documentata di Venezia sono insuperati, è Samuele Romanin, ebreo, triestino, che scrive questo libro 2 secoli dopo, ma tra gli anni, questi libri tra gli anni 30 e gli anni 50 del XIX secolo, quindi vicino per generazione alla caduta della Repubblica, un ebreo praticante che se avesse avuto notizia che il suo popolo era stato maltrattato da Venezia si sarebbe ben guardato da fare una cosa del genere. Chiusa parentesi. Quindi uno Stato vitale, vivo. Che cos'è che è meno vivo? La forma di governo probabilmente, il governo va cambiato, non è un fenomeno veneto, è un fenomeno europeo. La rivoluzione francese esplode per questo. L'Inghilterra e l'Austria hanno un ricambio di classe dirigente naturale che prima si affianca all'aristocrazia, poi man mano la sostituisce, senza ghigliottine. In Francia avviene invece con centinaia di migliaia di teste che rotolano. Negli altri paesi europei no. Venezia con calma seguiva questa evoluzione. I borghesi erano già importanti, leggete Goldoni e ne avete la prova. Goldoni deride l'aristocrazia nelle sue commedie e mostra questo conflitto pacifico, sociale, questo confronto politico tra il borghese e l'aristocratico. D'altronde guardate, quando parliamo del popolo, di cui parla poi la Francia rivoluzionaria Napoleone, non si parla mai del ciabattino, Quando si parla del popolo si parla del ricco mercante, la classe che va al governo con la municipalità provvisoria alla caduta della Repubblica e che verrà poi insediata da Napoleone, è una classe di ricchi, è una classe di censo, quello è il popolo di cui si parla. Del popolino non si occupa nessuno, tantomeno i rivoluzionari di origine francese, se ne occupava molto di più la Repubblica Veneta, che aveva una struttura sociale e di welfare, si direbbe oggi, molto ramificata e importante. Bene, velocemente perché il tempo scorre. Quando cade la Repubblica, insomma, c'è un terremoto impressionante, voi sapete com'è andata, viene illusa una classe di rivoluzionari di piccolo cabotaggio, piccoli personaggi, piccoli avvocati, medici, qualche patrizio traditore, tutti massoni, questo sia chiaro, anche questo non è una battuta, è documentato, tutti iscritti alle logge massoniche, tutti. E guarda caso alle logge massoniche saranno iscritti poi tutti i protagonisti del Risorgimento. Garibaldi è un capologgia, stiamo scherzando, stiamo dicendo sciocchezze. Tutti massoni, questi sono 4 gatti rispetto al popolo, ma hanno una carta fondamentale, l'armata francese dalla loro parte, che non è proprio un dettaglio. L'armata d'Italia, la quale ha già sovvertito il Piemonte, ha già sovvertito la Repubblica Ligure, ha già sconfitto ripetutamente gli eserciti austriaci e si è presentata nel modo che sappiamo a Venezia, dichiarando guerra proditoriamente all'ultimo momento, il 1° maggio del 97, dopo aver stracciato un trattato di neutralità tra la Repubblica Veneta e la Repubblica Francese che non era mai venuto meno. Bene, un tracollo
dovuto alla velocità del succedersi degli eventi. I francesi lasciano agli austriaci alla fine del 1797, i primi del 98 entrano gli austriaci, le lasciano una città devastata. Da subito ha imposto Napoleone il pagamento di 3 milioni di lire tornesi, che è una cifra immensa, ha messo in ginocchio proprio i suoi amici della municipalità provvisoria per il pagamento di queste cifre, quindi vanno a riquisire a destra e a manca, vanno a grattare il fondo della pentola, vanno a chiedere vanno a spremere proprio la comunità ebraica, vanno a spremere gli artigiani, vanno a spremere i patrizi che non avevano aderito alla loro impostazione, insomma un disastro. Distruggono l'arsenale, fanno fuori completamente per non lasciare nulla di integro, ma integralmente vuol dire integralmente il cordame, la pece, cioè fanno fuori, rubano i chiodi, capito? Lasciamo perdere le navi che scompaiono dagli arsigli, anche quelli in costruzione, che poi andranno a costituire il nervo della flotta francese ad Aboukir, cioè, lasciamo stare che quel pazzo di Napoleone decida di, perché c'è un nucleo paranoideo, anche qui mi assumo la responsabilità di quello che dico, ascoltate bene, uno psichiatra avrebbe da divertirsi. Cosa fa questo? Fa bruciare il Bucentoro, anzi non fa bruciare il Bucentoro, fa bruciare le dorature del Bucentoro, tutte le sculture del Corradini, quindi la parte artistica, raccoglie l'oro, si dice, le ceneri se le fa portare in cassa a Milano, e di fin qui dice vabbè, sei un conquistatore all'antica, sei un dominatore, un distruttore, paziente. Ma la cosa bella è che nel 1805 a Trafalgar, quando Nelson fa una manovra come quella che farà Tegetto fa Lissa, una manovra che nessuno si aspettava, quando le flotte franco-ispanica e inglese si affrontano in linea di fila, come sempre si era combattuto fino allora nelle battaglie navali dei vascelli, prima con le galere era un'altra storia, Nelson decide di fare una arditissima manovra che gli costerà la vita ma che guadagnerà la vittoria all'Inghilterra, e cioè vira di bordo, taglia la via tra la poppa dell'ammiraglia francese, dell'ammiraglio Villeneuve, e la nave che lo segue. Sapete come si chiamava quell'ammiraglia? L'ammiraglia della flotta francese del 1805